Operazione Eni Gratis. 12 denunciati, 4 arresti, 7 custodie cautelari. L'indagine condotta tra il Veneto e la Puglia era stata avviata nei mesi scorsi dalla Polizia Stradale di Vicenza. Recuperati 14 escavatori rubati per un valore stimato in centinaia di migliaia di euro. Grazie a una vasta operazione è stata smantellata un'organizzazione composta da pregiudicati italiani, prevalentemente originari del Foggiano, specializzati nel furto e nella ricettazione di mezzi d'opera. Il sodalizio, ben radicato in Veneto, operava prevalentemente nel Vicentino e nel Trevigiano e agiva con estrema cautela e professionalità. Ogni colpo veniva studiato nei minimi particolari. I furti poi si consumavano in tempi rapidissimi. Le ruspe venivano sottratte, bonificate da eventuali sistemi di tracciamento, corredate di documentazione contraffatta, nascoste all'interno di auto articolati ed infine collocate in aree considerate protette, da dove poi venivano esportate all'estero.